La prima fu fondata a Loreggia, nel Padovano, nel 1883. Quella delle casse rurali e delle BCC è una lunga storia, quasi quanto quella dell'Italia Unita. Caratterizzato da una forte vocazione mutualistica, il credito cooperativo ha di fatto accompagnato lo sviluppo economico del paese, permettendo, specie in aree operose come il Veneto, di realizzare progetti personali di intere generazioni e di avviare centinaia di migliaia di attività artigianali e industriali. Siamo le ultime, le uniche banche venete con 127.000 soci veneti, 4.000 dipendenti che lavorano in Veneto, quindi una realtà importante, solida, legata al proprio territorio in modo strettissimo. Le attività sono sempre quelle tipiche delle aziende piccole e medie e direi delle microimprese e delle famiglie che trovano presso di noi un sostegno che altrove magari non troverebbero. Di recente al centro congressi della Fiera di Verona si è parlato del futuro di questo altro credito che, pur conservando i suoi valori fondanti, si trova oggi a dover fare i conti con la più imponente riforma dalla sua nascita. Oggi è l'occasione per continuare il dialogo che abbiamo aperto dopo l'introduzione della riforma. È un momento importante per il credito cooperativo, per le nostre banche, cambia tutto, non dobbiamo cambiare ciò che sono i principi basilari del nostro movimento. Questo è un caposaldo a cui teniamo tantissimo. Oggi abbiamo un interlocutore importante, abbiamo relatori importanti, ospiti, e quindi un momento assolutamente unico nel panorama veneto sul credito cooperativo per discutere di questo. Oggi al centro sono le banche di credito cooperativo che andranno ai gruppi. Ricordiamoci sempre che le banche sono le proprietarie delle capogruppo, è una forma di controllo e controllate, quindi doppio ruolo che hanno. In questo caso lo guardiamo da controllanti del capogruppo e quindi guardiamo dal lato delle banche e cosa hanno fatto in Veneto in questi anni. A riformare il credito cooperativo italiano per prepararlo all'entrata in vigore dell'Unione Bancaria Europea è stata la legge 49 del 2016, che ha predisposto un nuovo assetto organizzativo dell'intero sistema, con l'obiettivo di raggiungere una maggiore integrazione delle oltre 300 banche di credito cooperativo, casse rurali e casse Raiffeisen presenti sul territorio nazionale. La riforma ha portato a uno strumento giuridico che è unico, che è adatto alle nostre peculiarità, il fatto che le banche restino indipendenti con la propria licenza bancaria e ciascuna per il proprio territorio. In prospettiva ci auguriamo che questo possa continuare, ma sta anche a noi fare bene banca e avere un modello sano di banca per il futuro, cosa che è sempre avvenuta in questi oltre 130 anni di storia del credito cooperativo. Il punto chiave della riforma è la conservazione delle banche di credito cooperativo secondo la loro natura nel territorio di appartenenza, ma tutte insieme consolidate in 1, 2 o 3, come sembra, gruppi bancari di indole cooperativa di portata nazionale, 2 regionale l'altro. La diversità di governance, di patrimonializzazione, di rapporto raccolta-impiego nel territorio e l'estraneità delle logiche speculative sono tratti distintivi del DNA del credito cooperativo. Queste caratteristiche, che sembrano contrastare con quanto richiesto dalle regolamentazioni europee, vengono invece mantenute anche con la riforma, che ne rafforzerà l'autonomia in relazione alla condotta virtuosa. Mediamente nel credito cooperativo gli investimenti sono di qualche centinaio di euro, quindi è una banca che non ha azionisti per i dividendi o per le azioni, ha azionisti perché vogliono operare, soci che vogliono operare con la propria banca. Quindi il dividendo più importante che possiamo dare alle nostre banche è dargli un servizio, la cortesia, la disponibilità e i migliori servizi. I gruppi ci aiuteranno ad ottimizzare questo e creare maggiore efficienza.